Siamo alla quarta corsa, la seconda del Tommaso Grassi Hayward Super Frustino 2019. Dopo la bella vittoria di Antonio Greppi, che ha preso 10 punti, ricordiamo intanto il punteggio: 10-5, 3-2-1 per i primi 5, più 2 punti per chi ha un cavallo ritirato, come è capitato a Pietro Gubellini nella corsa precedente. Ma andiamo a vedere questa quarta, cavalli anziani al via sulla distanza dei 1660, Autostart, 1 Calquiera, Vincenzo Piscoglio, 2 Taito-R, René Legati, 3 Rasabax, Antonio Greppi, 4 Picasso LL, Federico Esposito, 5 Vancouver Ongi, Giorgio Alessandro Junior, 6 Sharon Pride, Pietro Gubellini, in seconda fila 7 Ulena Del Rio, Giuseppe Pietro Maisto, 8 Power Treb, Marcello Di Nicola, 9 Ursus TFT, Dario Battistini, 10 Vida Brit, Roberto Vecchione. Velocissima, al largo Sharon Pride, parte veloce anche Rasabax, si staccano in lotta le due. Parlottano i due, poi insiste Pietro Gubellini, ma Rasabax si difende e alla fine Sharon Pride decide di mettersi seconda. Poi vediamo 1 Calquiera in terza posizione, 14-3 il primo paletto, quindi in vantaggio Antonio Greppi con Rasabax, la leva di Andrea Vitagliano. Numero 5 Vancouver Ongi, squalifica per Vancouver Ongi, mentre lanza al largo Taito-R, che è rimasto di fuori scoperto. Poi Power Treb in seconda pariglia con Marcello Di Nicola, che questa sera sostituisce Romeo Gallucci, mentre Ursus TFT è in terza pariglia. Arriviamo ai 600, passati dalla figlia di Freire S in 46, sempre al largo Taito-R che si trascina, il numero 8 di Power Treb e il 9 di Ursus TFT, all'esterno anche Vita Brid, mentre chiude il gruppo Picasso LL. Il giro in 1 minuto e 8 decimi, 14-8 qui davanti alle tribune. Fandatura Antonio Greppi con Rasabax, sempre Sharon Pride lì, seconda alla corda davanti a 1 Calquiera. Ancora tonico Taito-R al largo, mentre si prepara Power Treb, ancora al largo anche Ursus TFT, chilometro in 1.16 secco con Rasabax, sempre in vantaggio ora Power Treb, decide che è il momento di sferrare l'attacco e parte con in schiena Ursus TFT, scavalcano Taito-R, retta di là ancora in 14-4, si gira Antonio Greppi, vede arrivare Power Treb, ma è ancora tonica la cavalla, l'avversario forse è più Sharon Pride, che ha spostato al largo Rasabax contro Sharon Pride, ultima curva passata in 14-9, retta d'arrivo, Rasabax si deve difendere da Sharon Pride, ultimi 100 metri, ma Rasabax ha partita vinta, immediato raddoppio di Antonio Greppi, secondo posto per Sharon Pride, mentre sbuca terza Ulena Del Rio davanti a 1 Calquiera. 2-3 28-8 a chiudere, 1-14-4 la media al chilometro per Rasabax. Andrea Vitagliano al training, i colori del signor Luigi Maione, la guida di Antonio Greppi, che mette una serie ipoteca con una doppietta nelle prime 2 prove del Super Frustino e colleziona 20 punti molto importanti, anche se non ancora decisivi, però mettono una seria ipoteca sul passaggio del turno. Rivediamo lotta per le piazze: Sharon Pride, Ulena Del Rio, 1 Calquiera e al quinto Power Treb.